Buonasera a tutti, benvenuti al TCK Friends 2018. Questo è un pezzo che si chiama Ginga Style, ma noi lo faremo un po' come il Gioca Cioè. Abbiamo la nostra ballerina Ivana seguita dai nostri balletti Andrew Chris e Emanuele Vigo che ci mostrerà i passi di questa canzone. Vai Ivana col primo passo. Seguitela, Gioca Cioè. Tutti vicino, dai! Tutti Su. vicini. Lo possono fare i giovani, i meno giovani, i meno giovani, tutti! Andiamo col secondo passo. Memorizzateli. E adesso il terzo passo. Siete pronti? Di qui. Andiamo col quarto. Quinto passo. Pronti? Ci siamo. Adesso che li avete memorizzati tutti, possiamo partire col Ginga Style. Mi raccomando, tutti a ballare, su! Verso Menciano a fare jogging con la pioggia, inciampo sul ghiaietto e il ginocchio mi si scrocia. Cazzare anche la scimmia, la giornata è un po' moggia. Cerco rissa e gente caccia e lussughie. Ma pincio schillele, sacco pure te. Arriva un vecchio, sarà suo nonno, oppure no. Arriva un vecchio, sarà suo nonno, oppure no. Poi mi prende tutto a che nell'ora. C'ha la Ginga Style. La Ginga Style. C'ha la Ginga Style. Ginga Style, c'ha la se lo vede, c'ha la Ginga Style, se lo vede, verso Menciano a fare jogging con la pioggia, inciampo sul ghiaietto e il ginocchio mi si scrocia, in sale nella scimmia la giornata è un po' moggia. Cerco rissa e gente caccia e kusughirie e poi non vivo a cucinare a tanta cazzure e poi che chiedo poi di sakuna montare ma pincio schillele, sacco pure a te. Arriva un vecchio, sarà suo nonno, oppure no. Arriva un vecchio, sarà suo nonno, oppure no. Poi mi prende tutto a chi nell'ora. C'ho la Ginga Style. Ginga Style. C'ho la Ginga Style. Ginga Style. Adesso tutti piano piano e sottovoce. Se tu che vuoi andare a studi gente gaggia, i te se si gorro che di bessi scusa pioggia. Calendi che camera donna rete a gente saggia, sacca giochi fino ad Armungia. C'ho la Ginga Style, se lo vede, c'ho la Ginga Style, se lo vede, c'ho la Ginga Style, se lo vede, c'ho la Ginga Style, se lo vede.
Marco Vigo, spellatevi le mani. Grazie a mio cugino per avermi interpretato. Su nel palco, giù dal palco c'è anche Banu Vigo, da qualche parte lo potrete incontrare. Si possono avere le voci nelle spie dietro? Con le chitarriste e il bassista? Un applauso anche al nostro nuovo batterista per una sera, Alberto Sanna, grazie. È giovane l'Alberto, anche se ha le spalle strette. Non è la Rai e dici che passonai and it's you, Lenny Phil, Lenny Alberto Sanna, Sanna. Giovanni Apollo, lo sai che fanno scatole con i cavalli, con i jeans fanno il pane grattugiato, oh. E roba buona a Città Mercauno, una che tu procedu con le pennette a Bragheve, adesso in melus valore tu Giovanni Apollo. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce on the guitar Mr. Alessio Cueti, on the guitar, silver guitar. Giovanni Rana, con le pennette a Bragheve, Giovanni Rana, pare si meglio smalore, Giovanni Rana, Giovanni Apollo, yeah, yeah, con le pennette a Bragheve, Giovanni Rana, Giovanni Rana, Giovanni Apollo. E per la serie A Roga Rottu
Per la serie Rogarotto abbiamo visto, abbiamo sentito TCK and Friends. Vede Cosporo, allora grazie. Allora li presentiamoli. Che gustomini con tutto quello che ha visto Santa Vendrace se bocci pestando sulla chitarra, sulla batteria. Aspetta, ce lo dicono loro. Aspetta. Lo conoscete? Dai, tutti insieme. Giovanni Rana, è lui Giovanni Giovanni Rana. Ma siamo a Cagliari, ci conosciamo tutti, siamo a Quartu, nel senso siamo nell'Interland. E Attenzione. volevo dire una cosa, Sì, vai. piccolissima, che mi sembra però importante. Ed è Scusate, c'è un ritorno qui importante. fiamma. Sì. Però ci piace. Secondo me, E basta. Alberto Sanna! E non dico altro, come diceva Peppino De Filippo. Allora, intanto grazie davvero a tutti voi di essere qui stasera, perché siete qui per una giusta questa cosa mi boccira a me se me lo lasciate tutta la sera. Io torno a casa con le convulsioni, non si pensese, ho un'età io. Ah, ok. Allora, questa è una serata che si prolungherà per le prime ore della notte. È una serata, ricordiamolo, che serve a raccogliere fondi, quindi è una serata benefica. Io da qui voglio, per la prima volta, lo farò anche dopo, ringraziare tutti gli artisti che stasera suoneranno. Un applauso a tutti gli artisti. Voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, e sono 73 persone. Un altro applauso. Naturalmente ringrazio anche gli sponsor. Non li voglio ringraziare, non voglio fare la cosa gaggia che si fa sempre, che si fa tutta la fila degli sponsor. Uno ci vuole le dinai e finisce in una fila detta tipo Outmin Conch. E invece ne diciamo uno, ogni tanto ve ne diciamo uno. Per esempio, Engineering, applauso! Engineering. Ma ragazzi, bisogna avere fave bollite in bocca. E poi ne diciamo un altro solo e applauso, e gli altri dopo li stuggiamo. McDonald's, che comunque ci hanno posto su dei nari. Allora, che cos'è questa serata? Questa serata è una serata dove raccogliamo dei fondi per un'associazione che si chiama Isola dei Re, la voce dell'autismo. È un'associazione che lavora con le famiglie. Dopo li sentirete e vi racconteranno tutto loro. I TCK in testa e tutti quelli che lavorano stasera, tutti quelli che hanno lavorato all'associazione, scelgono con cura queste associazioni che lavorano tutto l'anno e sempre per il bene del prossimo, come volontari e come persone che stanno in questa realtà. Questo è un discorso invece serio. Meno seri siamo noi. Nel corso della serata conoscerete meglio tutte queste realtà. Vi invito, oltre i 5 euro che avete pagato, se avete cosa che si cresce in bucciacca, datela. Perché non spendetevi in stupidaggini, versatevi poco a poco. Ci sono anche gli scout che stanno facendo dei pacchi in regalo, e non li stanno facendo botte baras, li stanno facendo perché voi li dovete comprare. Adesso alle nostre spalle si è piazzata una formazione di bellissimi giovani e giocasti a Gustaviccio, che già la voglio poco bene, a Chiara F. Allora, chi stiamo per sentire? Allora, è una formazione che vedrà sul palco Chiara F, che chiedo un applauso per Chiara perché fresca vincitrice del premio De André, quindi ha portato la nostra bandiera sul palco del premio Fabrizio De André, è tornata vincitrice. Perché non sai cosa dobbiamo cantare adesso. Lo so. Non lo sai? Lo so. Poi c'è Mattia Pegna, che è un chitarrista amante dei ritmi brasiliani. Eccolo là. E anche costruisce i theremin, però lo approfondiamo dopo. Valentina Esu, cantante e organizzatrice che tutti conoscete. Eccola lì! Ogni tanto bisogna urlare. E poi c'è Yuri Orru, che in realtà non ha abbandonato il palco, è rimasto. Gli hanno è rimasto inchiodato con i piedi, noi. tipo. Ci cantano. Al basso anziché alla chitarra ci cantano 2 brani di Calcutta che conoscete, non vi dobbiamo spiegare niente, sono Gaetano e Oroscopo. E allora spazio alla musica. Ciao, a dopo. A dopo.
era solo per litigare. Non volevo far feste, mi serviva un pretesto per lasciarti andare. Suona una fisarmonica a me nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare sui bar. Suona una fisarmonica e fiamme nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare sui bar. Per lasciarti andare. Ai 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 ai. Per lasciarti andare. Ai 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 ai. Ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far feste, mi serviva un pretesto. Ma in verità ti vorrei accompagnare, fare ancora 4 passi con te. Ma difficile se vai veloce, stare al passo con te. Come si fa? Suona una fisarmonica, fiamme nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare sui upor. Suona una fisarmonica e fiamme nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare sui upor. Per lasciarti andare. Ai 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 ai. Per lasciarti andare. Ai 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 ai. E quante volte ho pensato che alla fine un sorriso è una parentesi se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene. Quante volte ho pensato che alla fine un sorriso è una paresi se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene. Grazie.
uscito stasera, ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro, ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie dei bar fino al mare del Baltico. Non mi ricordi nessuna guagliona, una cassa che suona, una casa che brucia tutta la notte, tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza che duro tutta la notte, tutta la notte. Tu sei venuta a cercarmi, come un lago mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Prova a prendermi la mano ma non sono lì vicino. Puoi specchiarti nel mio lago mentre osservi il mio respiro. Ma non mi ricordi nessuna guagliona, una cassa che suona, una casa che brucia tutta la notte, tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza che duro tutta la notte, tutta la notte. Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in film. Certamente fa così. Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in film. Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film. Non mi ricordi nessuna guagliona, una cassa che suona, una casa che brucia tutta la notte, tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza che duro tutta la notte, tutta la notte. Valentina Esu, Mattia Pegna, Yurio Ru, grazie TCK. Che meraviglia, grazie, grazie, grazie. E mentre gli artisti che sono testé esibiti, e quando io dico testé raggiungo l'apice della felicità, mentre gli artisti che testé si sono esibiti lasciano pieni di gloria questo palco, noi andiamo a invitare, intanto scoppia ad ogni cosa, noi andiamo a invitare il gruppo successivo, i Dick Tales, eccoli qua, che prendono posto, i Dick Tales che conoscete tutti per la loro forza, la loro ironia, che presentano oggi un brano storico e un brano nuovissimo. Noi guardiamo dietro per guardare all'avvenire, amici cari, e guardando all'avvenire io non posso che chiedervi un applauso per loro e per i fili Gostolai che si sono versati, e anche per Consul Impresa che comunque il suo l'ha fatto. Gli artisti si stanno versando, gli sponsor si sono versati, versatevi anche voi. Io vi ricordo che siete qui per ridere, divertirvi, cantare, per avviarvi verso un felice Natale, ma soprattutto vos sudinai,
perché stiamo raccogliendo soldi per una nobile impresa. Dio vi benedica. Simone, Io non ce dici la, io cosa. rido e basta stasera. Dici cosa? Allora, i Dick Tales sono una band storica nata nel 1998, ha fatto dell'ironia la sua forza. Oggi presenteranno appunto brano storico, è un brano che guarda in avanti. Loro sono Raffaele Floris alla voce e Giorgio Floris, Alessandro Costa, Francesco Concas e Francesca Costa. Ci canteranno Jingle Bells delle Mele, è il brano inedito, e tanti auguri di Raffaella Carrà. Siete pronti a ballare? Signori, sta per scatenarsi l'inferno! Ciao a tutti, allora siete pronti? Allora, noi andremo a fare un primo brano prettamente natalizio, un po' rivisto, perché siccome a Natale è il momento di volersi bene, voi potete andare anche un po' oltre. Voletevi tanto bene. Ci siamo? Giorgio? Giorgio? Occhio che sei sopra il cavo. Sta andando. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail rings, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle, jingle, jingle bells, oh jingle, jingle bells, all the way. You know what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, with jingle bells for all the way. Jingle, jingle, jingle bells, oh jingle, jingle bells, all the way. You know what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, with jingle bells for all the way. Plum, 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 plum. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drift and back, and soon we got upset. Jingle, jingle, jingle bells, oh jingle, jingle bells, all the way. You know what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, with jingle bells for all the way. Jingle, jingle, jingle bells, oh jingle, jingle bells, all the way. You know what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, with jingle bells for all the way. Jingle, jingle, jingle bells, oh jingle, jingle bells, all the way. You know what fun it is to ride in a
open sleigh with jingle bells for all the way. Grazie a tutti, grazie ai TCK soprattutto di averci invitato. Grazie alle coriste per il magico plom plom. Anche il percussionista ha svolto un ruolo fondamentale. Adesso andiamo avanti con un altro pezzo, sempre della tradizione ma un po' più recente. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per uno che è già matto tutto questo che vuoi che sia, dietro il salto l'incoscienza e la strada per la virtù. Litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. E tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. E tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro fringuello che problemi non ha. Trovi un altro succhiello che problemi non ha. Ciao ciao ciao! Grazie a tutti, grazie TCK, buon Natale a tutti! Un successo straordinario, io non oso entrare lì in mezzo con tutta la gente che c'è. Dico soltanto che questo brano veramente ci ha riempito di orgoglio patrio, questa personalità di Raffaella Carrà che ha dato tanto all'Italia, ha dato veramente tanto. E questa batterista che ha suonato Raffaella Carrà come fossero in Metallica, inquieta furia. Grazie. Non dimentichiamoci della buonanima di Iapino Mischino, che anche lui è vissuto come è vissuto, ma è morto serenamente. Allora, signori, adesso è un momento importante. Vedete che queste tre magnifiche signore sono rimaste sul palco perché adesso conosceremo più... un sacco di gente. Un sacco di gente, la gente a Foliarula che non vede l'ora di dare. Attenzione, abbiamo raccolto le prime 500 euro e superate. Un applauso! Che non è che siamo
peggio di quelli di Teleton. che Facciamo c'hanno- un applauso anche per Elio Turno Artemalle. Ma mischino, non me lo merito, potrebbe essere l'ultima soddisfazione della mia vita a una certa età. Allora, avremo queste meravigliose coriste stasera, che per la prima volta in anteprima planetaria. Frigari, indi la Samina. Allora, sono Ivana Magia, E vai. Roberta Iba E vai. e Francesca Loche. Oh, ragazzi, li sentiremo insieme. Ognuna ha un percorso diverso. Allora, Ivana è già una componente dei TCK. E invece- Roberta fa parte della storia dei TCK perché poi ha già partecipato ad altre edizioni, mentre un applauso speciale lo dobbiamo fare invece a Francesca, che ha la sua prima edizione di TCK and Friends E arriva dalla remota e lontana Oristano. Attenzione, facendo Elio. prendere fuoco alla 131. Gli sponsor. Attenzione, momento, mano sul cuore ragazzi, perché io vi chiedo veramente un momento di concentrazione e di riflessione. Silenzio. E un applauso e un pensiero alla tua macelleria Shop and Grill. Shop and Grill! E anche a MB Autoricambi. Se la macchina cricca, c'è a MB Autoricambi. Naturalmente in questa sezione del nostro spettacolo vedremo anche Jeffrey, il grandissimo Jeffrey. Tornano i TCK sul palco. Ci Eh, sarà Peppe Azzori alla chitarra, Alessandro Loddo al basso e alle tastiere Riccardo Manai. che ci I togliamo brani dalle sono scatole. All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey Cess. e Last Christmas degli Wham. Cess. Quindi Cess. riscaldiamoci. Cess! Don't want a lot for Christmas. There is just nothing I need. I don't care about the present. I don't need a Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. The girl
Ladies and gentlemen, Jeffrey, un applauso, grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a THK and Friends per avermi coinvolto. Mi ero quasi scordato di come ci si diverte qui sul palco. Buon Natale in anticipo a tutti! Al basso Davide Sardo. Yes, I'm ready.
Grazie! Grazie mille! Allora, allora, intanto io ho perso la scaletta, per cui non c'è problema. Non vi posso dire, intanto che non trovo il foglio degli sponsor. Un applauso a tutti gli sponsor! A tutti gli sponsor. Te li suggerisco io te li dico all'orecchio. Allora, altri due. Ok, vai. Allora, eravamo rimasti alla macelleria. No, lo sapete, invece io ho diverse di questo. Allora, centro educativo, no. Vabbè, se sono un casinoso. Signori, invece io vi chiedo un po' di attenzione perché se siamo tutti qui stasera è per divertirci, per augurarci buon Natale, per sentire dei grandi artisti come state sentendo. Guarda, dal pubblico fanno un gesto. Ma siamo qui su Dinai, ma questi soldi non andranno spesi in cotillons, non andranno spesi... Cosa sono? I cotillons, una cosa simile ai ciuciurrullau, però in francese. È ciuciurrullau in francese. Ma andranno a che associazione? Andranno all'associazione, ce l'abbiamo qui. Isola dei Re. Isola dei Re. La voce dell'autismo. Allora, e adesso questa associazione meravigliosa che nasce da una collaborazione di operatori, famiglie e persone che si sono messe insieme per affrontare insieme una problematica, noi li invitiamo sul palco perché sono, come dire, non solo i beneficiari, ma anche i protagonisti di questa serata, veri? Martina Pau e Pia Maruccia. No, Martina è all'ingresso, ci sarà Pia Maruccia comunque. Ok. Stefania Cuccu e Dario Moi. E noi ce ne andiamo perché parla gente seria e noi ci togliamo dalle scatole. Quello che vuoi, a questo. Buonasera a tutti, sono Stefania Cuccu e faccio parte di una delle organizzazioni che hanno promosso e sostenuto questo evento. Sono qui assieme anche ai miei colleghi che sono nascosti a vario titolo tra i partecipanti. Parlo di Stefano, di Andrea e di Antonella. Prima di passare la parola all'associazione e anche ad un professionista che ci dà così un'idea di possibili interventi in quest'ambito, voglio dirvi una cosa: noi siamo tutti professionisti che lavoriamo in ambito psicosociale. Chi come noi lavora in quest'ambito sa molto bene che il valore del professionista deve andare oltre la propria professione, no? Non può prescindere dal valore della solidarietà. In quest'ambito la solidarietà è importantissima, c'è bisogno di sostegno, di ricerca, i soldi sono pochi, sono pochissimi, troppo pochi perché si possa fare in solitudine, e le organizzazioni del terzo settore come la mia, ma anche come quella che tra poco parlerà, lavorano a titolo gratuito per mandare avanti progetti, per mandare avanti ricerche, per mandare avanti interventi in quest'ambito. Quindi vi chiedo, per questo Natale, ma anche per i prossimi, per qualsiasi tipo di festività, ogni qualvolta voi dobbiate fare un regalo, un pensiero, pensate all'aspetto solidaristico e pensate all'aspetto del dono. Donate senza paura, soprattutto quando, come in questo caso, e fra poco ce lo dirà molto bene la referente, ci sono degli obiettivi concreti, degli obiettivi che vogliamo raggiungere intanto stasera, sperando nella generosità nostra, di tutti noi, e che poi rileveremo anche nel tempo, perché noi tra un po' di mesi li andiamo anche a verificare e ve li faremo vedere. Non dico altro, lascio la parola all'associazione. Prego, Pia Maruccia. Io ringrazio veramente tutti voi che avete aderito a questa iniziativa. Mi chiamo Pia Maruccia e faccio parte appunto dell'associazione L'Isola dei Re, la voce dell'autismo. La nostra associazione è nata nel 2010. Io nella fattispecie sia sorella che madre di un ragazzo con autismo. La nostra associazione è nata proprio con l'intento di dare sollievo alle famiglie, perché il carico familiare giornaliero per chi ha un problema come appunto l'autismo è molto gravoso.
come diceva appunto la collega, i fondi a disposizione sono veramente pochi e quindi noi cerchiamo sempre la solidarietà appunto attraverso eventi come questo per poter raccogliere questi fondi che saranno finalizzati a delle attività che noi appunto faremo fare a degli operatori specializzati, perché per lavorare con l'autismo la cosa essenziale è proprio quella di avere una specializzazione. Non esiste un progetto educativo che non abbia dietro dei professionisti. Quello che io appunto vi chiedo è di credere in queste piccole associazioni, perché in questo contesto chiaramente di divertimento è anche una cosa diciamo difficile forse far capire realmente quali sono le problematiche delle famiglie che hanno i soggetti appunto autistici. Sì. Scusate, io la sto ascoltando perché dice delle cose importanti. Potete ascoltare anche voi, grazie. Cosa vi costa? Dice delle cose veramente importanti. Grazie. No, va bene, grazie. Capisco che chiaramente è un clima anche di festa ed è giusto che sia così. Probabilmente se ci fosse stato mio figlio in questo momento, che è abbastanza ballerino e salterino, avrebbe anche fatto lui il suo show. Allora, vi dicevo, la raccolta di questa serata sarà finalizzata a breve termine per delle attività che verranno svolte quest'estate. Attività ludico-ricreative, chiaramente sempre con delle terapie adeguate per i nostri ragazzi, bambini, perché nella nostra associazione non ci sono solo bambini, ma ci sono appunto anche ragazzi, ad esempio mio figlio ha 19 anni. E poi il nostro intento è quello col 5 per 1000 e chiaramente anche con altre attività che faremo durante il corso dell'anno, di raccogliere dei fondi per una casa famiglia, perché il dopo di noi è quello che a noi preme, nel senso che finché siamo noi qui e possiamo aiutare i nostri figli, il nostro stesso, ad esempio l'associazione La Voce dell'Autismo è proprio per dare voce ai nostri figli, a mio fratello, che voce non hanno. Io vi ringrazio veramente tutti, non voglio dilungarmi troppo, veramente col cuore auguro a tutti buon Natale. Grazie Pia. Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto per essere qua, sono molto emozionato, si vedrà. Grazie. E niente, io sono qua per parlarvi di un'esperienza personale, mi chiamo Dario e sono laureato in scienze motorie. Ci tenevo questa sera a presentare una terapia innovativa che si chiama TMA, magari alcuni di voi la conoscono, la terapia multisistemica in acqua, una terapia che è stata ideata da due ex istruttori di nuoto, perché poi sono diventati dei psicoterapeuti, Giovanni Ippolito e Giovanni Caputo, e che prevede a tutti i bambini col disturbo generalizzato dello sviluppo, ma soprattutto a quelli con la sindrome dell'autismo, di poter crescere e di poter attivare quei canali emozionali, relazionali, che sono tanto difficili da utilizzare per questi bambini. E tramite un percorso ovviamente che è personalizzato, con degli obiettivi specifici, riuscire a, voi conoscete tutti quanti, penso chiunque di noi conosce un bambino o ha conosciuto una persona con sindrome dell'autismo, sappiamo che sono magari le cose più che ci vengono più in mente sono le stereotipie, questi comportamenti. Ecco, con questa terapia multisistemica in acqua io personalmente ho visto la testimonianza, e con questo non voglio illudere nessuno, né sono un medico, ci tengo a premettere questa cosa qua, però ho visto dei grossissimi cambiamenti, dei cambiamenti che hanno coinvolto le famiglie, perché le famiglie sono molto importanti e noi dobbiamo riuscire a far uscire anche le famiglie da questo guscio, proprio perché molte volte si tende a nascondersi. E si tende a nascondersi su un argomento che non deve avere né questo timore. Quindi io vi ringrazio per chiunque
sia interessato, ecco, a questa terapia, chiedo può rivolgersi a me, perché poi c'è una coordinatrice regionale che è Emanuela Mulas, che magari molti di voi conosceranno, e vorrei anche ringraziare la Piscina Atlantide, che è stata la prima a credere in questo grande progetto. Ci tengo a salutare tantissimo in questo momento anche i miei amici Corrado Sorrentino e Rossana Pintus, che sono stati i primi e continuano a credere in questo grande progetto. Poi si sono affiliate tante piscine di Cagliari, l'Esperia, Sublanu, tante altre piscine adesso si stanno affacciando a questa terapia proprio perché hanno visto i risultati. Però i primi sono loro e ci tenevo in questo momento particolare a dargli un grande abbraccio. E a tutti voi. Grazie ancora. Grazie. Continuiamo con lo spettacolo. Grazie. E naturalmente è un grazie che noi rigiriamo a voi per il vostro impegno, per la vostra capacità di fare quello che fate. Grazie veramente da parte nostra a tutti voi. Ora, siccome noi stiamo lavorando per questa causa, lavorando parolone, noi siamo qui a fare gli scemi per questa causa, io vi ricordo che lì stanno vendendo torrone e vino. Se avete un cognato a cui non avete ancora fatto il regalo, c'è sempre il cognato, c'è su Guido, mi sono scaresciuto di Guido, torrone e vino, non buttate via i soldi in altre cose. Il torrone e il vino al cognato a cui non l'avete pensato, lo comprate qui e contribuite a una buona causa. E inoltre, amico adorato, si spende nuda del balsamo, lui. Un pensiero commosso va al centro educativo La Lampada di Aladino e a Movement Beer di Marco Vigo. Movement Beer di Marco Vigo, niente applauso, è Burdu. Tra l'altro è presente Marco Vigo, si offende. Ragazzi, allora, chi è che sta per venire sul palco adesso? Dopo che abbiamo capito bene lo scopo di questa serata, le lucide! E allora, così si accolgono due signore? Così si accolgono due signore? Che miseria! E allora, siccome io non voglio entrare nel loro mestiere, non mi permetto di presentare la band con gente che lo sa fare così bene. Facetelo voi, fammi saccarirare. Usate tutte. Lo vuoi questo? No, io c'ho il mio. Tu c'hai il tuo, io c'ho il tuo. Signori, le lucide! Buonasera! Ciao! Buonasera a tutti. Dai ragazzi, fate sentire un po' che vi state divertendo, dai. Allora, lucide. intanto io vorrei Eccole. dire una cosa istituzionale. Sì. Prima di tutto, ciao Michela, piacere. Piacere, ciao. Ciao Tiziana. Ciao, piacere. Davide, ci conosciamo già. Allora, la canzone l'abbiamo imparata stamattina. L'abbiamo imparata, è una parola grossa, eh? No, infatti la leggiamo. Io tra l'altro sono miope, quindi la canto così. Poi vorrei precisare questa cosa. Non so perché ci abbiano chiamato a cantare. No, cioè, forse perché per l'ho deciso io. L'ha deciso Tiziana, come sempre, con Davide che è complice. Ma e in realtà, che ha scritto la canzone. In realtà io volevo cantare Bunga Bunga Mix. C'è qualcuno che la conosce? Sì. Potete Peccato, parlare, peccato. Cioè si fa così. Si sono vergognati. Raffaele la conosce, no? La conosce, Però, vedi, viene alzato il bicchiere. Ragazzi, avete visto, ci sono dei minori e quindi non era il caso di... E poi non bisogna fare pubblicità a Berlusconi, giusto? Chi è, ormai scusa? è Chi è? quasi morto. Non lo conosco, mai sentito. E quindi è successa questa cosa che praticamente quel negriero lì con la maglia vestito male, quello dietro vestito male, lo vedete? Ha deciso che dovessimo cantare questa canzone, quindi stamattina abbiamo cominciato a studiarla. Ragazzi, tutti sanno che io non so cantare, ma soprattutto stasera scoprirete quanto non so cantare in inglese. ma la cosa più divertente è che a noi non ce ne sbatte niente. Perché noi, lucide, facciamo quello che vogliamo. Sempre. E
quindi a un certo punto abbiamo deciso, basta, la cantiamo. Male, ma la cantiamo. Esatto. È una canzone che ha scritto Davide Sardo, ha scritto anche la musica. Un applauso al maestro Negriero qui dietro. Alla chitarra abbiamo Matteo Carcangiu e Andrew. certo, perché non sono stata attenta prima. Andrew che veste i panni di Caparezza. Io sono in playback. Allora, che succede? Questa canzone parla di superstizione. Qualcuno di voi è superstizioso? No. Ma che? Allora, no. Porta male. Ok. È una canzone in inglese perché gli inglesi sono curiosi, sono molto superstiziosi. Per esempio, loro leggono il futuro nelle tazze del tè anziché del caffè come facciamo in Italia. Poi pensano che Saturno in opposizione ai matrimoni porta male. Secondo me anche gli amici stronzi. Però poi l'ombrello aperto in casa, l'ombrello aperto in casa anche in Italia, giusto? Anche in Sardegna. Poi accarezzare l'abito da sposa porta fortuna e gli inglesi mettono una moneta da 6 pence nelle scarpe della sposa. Anche noi la mettiamo. Anche noi lo facciamo? Vero? Aspetta un attimo, la signora cosa dice? Un biglietto da 10 euro nella scarpa della sposa. Ah, un biglietto da 10 La signora euro. non si risparmia. Ok, poi ci sono altre cose. I fagioli con l'occhio portano i soldi a Capodanno, come da noi le lenticchie, giusto? Sì, anche in Sardegna. Poi gli inglesi mettono un cucchiaio sotto il cuscino per chiamare la neve. Vabbè, sono strani. A noi non interessa per niente questa storia. Poi rompere lo specchio, anche in Italia, anche in Sardegna, però si conservano i pezzetti. In Inghilterra bisogna conservare un pezzetto di specchio, una scheggia. Poi le crepe sul marciapiede portano male. Ma questa... Allora non bisogna venire a quarto, ragazzi. Cioè, dobbiamo dirlo a Zedda. Sarà per questo, e sarà per le crepe sui marciapiedi. Che ci è capitato a Zedda? Esatto. Non lo so. E poi le gazze, però dispari portano male, perché pari invece portano bene. E poi la zampa di coniglio in Inghilterra, anche qui, sì o no? Certo, ma chi non ce l'ha una zampa di coniglio appesa allo specchietto della macchina? Allora, io non sono superstiziosa e lo dico anche in questa canzone. Che Dio ce la mandi buona, vai! I'm no superstitious, cause I know my time is real. And I can see the future when I drink a cup of tea. Black cats cross my path and I go walking down the street. Side by side the dance will never like away from me. How do you know? I'm not superstitious. So to ruin my waiting from the first day to divorce. Even though I'm not sure I never open my umbrella doors. No luck comes to me when I caress a brand new dress. Suddenly I put a business in her shoes. How do you know? I'm not superstitious. Black eyed peas on New Year's Day to make my riches grow. It's gonna be left my pillow when I'm looking for some snow. Means welcome to my home at Christmas Eve. Gonna join the colors when they're freezing in the street. How do you know? I'm not superstitious. Looking on the mirror means I keep a shadow too. Stepping on the pumper, cause I don't know what to do. Knock on wood if you make pies can come into my tune. Rob this food if you're stuck inside the blues. How do you know? I'm not superstitious.
on time. Rising on the right view as I ride my cup of wine. Living with the superstitions and the alibis. I will live forever like till the day I die. How do you know? I'm a superstitious. Superstition. I'm not superstitious. Superstition. I'm not superstitious. Oh, Scusate, scusate tutti. Scusate. Oh, ragazzi, funerale alla musica Fatto. Grazie. Ciao. Grazie. Deus dolor ringrazia in gloria. Grazie, grazie, grazie anche da parte di tutti i miei parenti. Tu sempre in noi, Sesi. Proprio un... Mamma mia. Venga, venga, dottore. Venga, venga, venga. Perché adesso si va avanti e mica con robetta da poco. E mica con robetta da poco. Intanto io vi devo dire che il mio pensiero stanotte io pregherò vicino al mio lettino, vicino al mio scendiletto, pregherò per Omar Parrucchiere. Omar Parrucchiere nei nostri cuori. Esatto, Omar Parrucchiere è il nemico di Andrew e poi anche, signori, per una cosa delle nostre parti. Diciamoci la verità, che uomini saremmo diventati senza il torrone Pruneddu? Diciamoci la santa verità. Questa cosa mi condurrà alla tomba. Ma voi ci volete su? Secondo voi è bello il fumo? Sempre questo principio dice... Ma tu hai la sigaretta elettronica. Posso dire? È una cagata, il fumo sul palco. È brutto, ok, è brutto. ok. Allora, adesso Simone Cavagnino. Ciao. Che dalla lontana Irlanda è venuto qui a dirci... Che sale sul palco, torna sul palco, quello che prima era un batterista, adesso invece viene a fare il cantautore, che poi è il suo mestiere nella vita, è Alberto Sanna. Alberto Sanna! E dopo salirà sul palco Jeffrey, e intanto andiamo ad ascoltare uno standard di Alberto Sanna, che è alla scuola elementare di Santa Vendrace. Sul palco con Alberto, Peppe Azzori. Guarda come ha amato Peppe Azzori. Mentre con Jeffrey, nel secondo brano ci sarà anche Marco Pinna alla chitarra e Simone Belfiori alle tastiere. Il secondo brano di Jeffrey, con Jeffrey, sarà Plastic Hamburgers dei Fantastic Negrito. A dopo, Bene. ciao! Togliamoci che il maestro Sanna sta imbracciando il suo strumento e sta lanciando le prime maledizioni. Ok, a roga rotta, Alberto. Lascia stare. Ila, ciao a tutti. Sono sempre quello di prima, ma sono un altro. Ok. Puoi alzare un po' in spia, Luca, la chitarra.
ti vede, questo facciamo un casino. Ok, faccio semplicemente il più classico dei miei pezzi alla scuola elementare di Santa Vendrace. Do you know? Alla scuola elementare. Alla scuola elementare. Alla scuola elementare di Santa Vendrace. Alla scuola elementare di Santa Vendrace non si sa più come fare, ne succedono di tutti i colori. Un bambino ha morsicato in un orecchio un suo compagnetto, quello lì con un cazzotto sul naso gli ha spaccato il seto. Alla scuola elementare di Santa Vendrace da 2 giorni la maestra non si dà più pace. 2 bambine sono scappate scavalcando il cancello, si sono dileguate eludendo l'attenzione del bidello. Alla scuola elementare non si sa più come fare. Stamattina niente scuola, non c'è lezione. C'è il consiglio d'istituto, ci sarà una grande discussione. Ma come mai questi bambini sono così aggressivi? Viene voglia di spellarli vivi, di spellarli vivi. Alla scuola elementare non si sa più come fare. Analizzare la situazione, spellarli vivi, mettere a fuoco i momenti chiave, spellarli vivi, puntualizzare le cause a monte, spellarli vivi. Alla scuola elementare si decide come fare. Il telefono squilla nella sala dei professori, una voce dice: pronto, c'è una bomba nella scuola, tutti fuori. Sì, lo so che non è vero, ma comunque è meglio non rischiare, non si sa mai. Lei ha la macchina, mi dà un passaggio. Certo, dove deve andare? È un peccato davvero interrompere questa riunione, spellarli vivi. E proprio adesso che eravamo a un passo dalla soluzione, spellarli vivi. D'altra parte coi bambini si sa qual è la medicina, spellarli vivi. Alla scuola elementare tornerà la disciplina. Tic-tac, 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 tic-tac. Ma cos'è questo rumore? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sentite anche voi uno strano rumore? Tic-tac, tic-tac. Ma cos'è questo rumore, questo strano tic-tac che sento? Attenzione, c'è davvero troppo tardi, siamo ancora tutti dentro! Alla scuola elementare di Santa Vendrace da 2 mesi c'è un silenzio di tomba, non c'è più nessuno. È rimasta solamente la maestra che continua a dire: io non ci volevo venire, non ci volevo venire, non ci volevo venire. Alla scuola elementare, alla scuola elementare, alla scuola elementare, alla scuola elementare di Santa Vendrace.
Grazie a tutti, grazie anche a loro che si fanno un culo a 8. Per noi è quasi un gioco, però è un gioco che ha funzioni molto serie. Buona serata. Non lascio niente, no. Is this one? Era questo? Ma sono... Yeah, yeah. Hey, mama! the chain that's burning down. She wanted everything that it did not fail. And if they keep buying everything I sell, I don't
E che cosa ti dobbiamo dire? E che cosa ti dobbiamo dire? E che cosa vi dobbiamo dire? Mamma, allora, scusa, lo vuoi fare con parrucca o senza parrucca questa cosa? Vieni, L'ho Simone, capita, vieni. però quando la capisco ti rispondo. Allora, Frari caro, come sta andando? Per me sta andando bene, per voi come sta andando, ragazzi? E ragazze? Allora, su Frontman, ascoltami poco a poco. Adesso, che cosa succede? Adesso succede che abbiamo una nuova promessa della musica sul palco, che è Andrea Viola. E allora, parlaci di questa promessa. Allora, Parlaci. Andrea Viola noi l'abbiamo conosciuta di recente, però ci ha subito impressionato e gli abbiamo detto vieni assolutamente a cantare al TCK and Friends. E lei, pazza, è venuta. Pazza e generosa. Sì, pazza esatto. e generosa. Come, Andrea, ti posso dire una cosa? Come se fossi un padre per te. Ti posso dire che stasera partecipa anche Metropolitan Studios Di Luca Picciao, grande, un applauso. e poi anche logopedia girasole della dottoressa Corrias di Quartu Sant'Elena, tutto Grazie. in un'unica scritta. Grazie Grazie a tutti gli mille. sponsor che ci hanno permesso di fare le sponsorizzazioni Facebook e quindi di avere un po' di visibilità rispetto all'evento. Grazie a tutti, veramente. E chi suona con voi adesso? Adesso alla tastiera abbiamo il mitico e sempreverde Simone Belfiori. Millo. Alla chitarra abbiamo ancora Matteo Carcangiu. Eccolo! TCK onorario ad vitam. E poi abbiamo al basso ancora il nostro TCK Carlo, il TCK Filippo alla batteria. E poi i cori! E le nostre coriste Ivana, Roberta e Francesca. E permettetemi di dirlo, Andrew! Grazie. To the
to the head, to the shit, to the heart. A to the head, to the head, to the shit, to the heart. See, anybody could be good to you. You need a big head to blow your mind, your mind. To your room, I know you want it, and all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you. Hey, here goes your heart. I know you want it. Sit on my car. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you. Come on. Bang, bang. Bang, bang. Into the room, I know you want it. All over you, I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you. Bang, bang, there goes your heart. I know you want it. Sit on my car. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you. Grazie. Andrew, dici cosa succede adesso? Aspetta, non indietro. Mamma mia. Allora, c'è una buona notizia. Lei rimane anche per un altro brano. E inoltre adesso che cosa sentiremo? Adesso sentiremo una band che è formata da una band? Una band Di Guspini sono. Yeah, una gospel. Una band? Una band che è formata dall'unione di due band, perché noi TCK siamo anche un anno di banalità, e insieme a Davide Stilo diventiamo Banalità con Stilo. Buonasera a tutti. Eccolo! Davide Stilo, che è un grande rapper della scena cagliaritana, è uno dei primissimi rapper del mondo, si può dire. Dell'universo. Quello cagliaritano. Conosciuto. Troppo buono. Esatto. Quindi abbiamo fatto un gruppo unico di queste due band e ora vi faremo sentire i pezzi nostri. Bene, Più o allora, meno, più o meno. buon ascolto e buon divertimento. Grazie mille. Facciamo un altro applauso per Andrea Viola perché è stata fantastica. Grazie. Allora, ci provo, ve lo chiedo senza forzare troppo la mano. Avete voglia di saltare per un pezzo? Venite qua vicino, dai, qua sotto. Dai, saltiamo tutti insieme, ok? Io ho messo l'autotune nel mio... Prova. Mi sentivo troppo intonato, in effetti. Ah, che bello, siete venuti davvero. Ottimo. Andrea. Ehi, li facciamo saltare un po'? Ci proviamo? Ci sto. I'm friends with the monster that's under my bed. Allora, ragazzi, Get along with the voices inside of state my carichi? head. Al mio 3, tutti su, pronti? Stop holding your breath. Sfondiamo tutto, raga, pronti? Hey, you think I'm crazy? 1, 2, 3, go! Io ti ho
osservo mentre canto e non capisco cosa sbaglio. E lo sguardo di chi approva ma rimango tuo bersaglio. Sei l'inchiostro nero che rimane sopra un foglio bianco. Racconta cosa penso disegnando ogni dettaglio. Figlio degli anni 90 per la musica, cresciuto con stile in mano ed una rima isterica. Che un tempo mi ha ingannato, poi mi ha raccontato una storia che poi in breve tempo è diventata tossica. Ed ora scrivo perché ne ho bisogno, e per ogni strofa che mi uccide una paga il conto. Io che resto libero e non vivo dentro un sogno. So che tutto è ciclico, muoio e poi risorgo. Ora convivo con il mostro che ho indossato, che salti i colpi mi hanno steso ma poi l'ho domato. Ho imparato che non è sempre il tempo che ho vissuto. Mi ha insegnato che non è importante il mezzo ma il risultato. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not Sono cresciuto in modo normale, poi ho cambiato solo modo di comunicare. Ho fatto uno sconto frontale con il beat, poi mi sono alzato. Bruciato nel flow che mi ha divorato. Sono stato ad aspettare un turno che non è arrivato. Un treno mai passato, qualcuno forse l'ha deviato. E adesso che mi guardi dietro l'ho capito. Un obiettivo è giusto se non ti rende schiavo. Ma c'è una parte incontrollabile che non trattengo. E resto calmo sul mio collo, il microfono spento. Mi rendo conto che sul palco a volte rappresento. Dimostro che dovrebbe stare in isolamento. Ma alla fine ciò che importa è che l'ho visto in fascia. E ho tracciato tutti i suoi contorni da fantasma. Così non vedo nella testa più la sua minaccia. Ma il fotogramma di una rima che spacca. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Mi fate vedere le mani su. Le mani, le mani. Friends with the monster that's under my bed. Le mani. Get along with the voices inside of my head. Stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah. You think I'm crazy. Well, that's not fair. Grazie mille. Ehi, sa. Allora, adesso facciamo una canzone mia, si intitola Un'alba ancora. In originale è uscita in versione elettronica, ma noi la facciamo un tantino più rock. Ehi. Come sai, come sei, chi sarai mai? La tua voce sul micro che manda in play. Una musica nuova, ti accorgerai che la tua vita gira come il disco di un DJ. E un ricordo che arriva ti parlerà di quei tempi in cui tutto era possibile. Uno specchio ti guarda perché lo sa che ancora oggi solo il cielo è il limite. Hai ragione, sono vero, ma
non credo che sia il caso, ero più sereno quando solitudine ho percorso il sentiero. E adesso è meglio che non provi a decifrare il mio pensiero. Potresti scorgere immagini, diapositive, restate chiuse troppo tempo per essere vive, e invece scalpitano, vogliono uscire e cercano un faro puntato fino alla fine come un film proiettato sul delirio più sottile, poi bruciato perché troppo acido per uscire, corrotto da un buonismo che frena una penna che vuol scrivere, la trama che il suo lato oscuro vuole uccidere. Non è possibile che ciò che vedo intorno è un mucchio di voci che stanno gridando al mondo, sto andando a fondo e piangono a cercare aiuto, perché da un certo tempo poi non hanno più vissuto. Come sai, come sei, chi sarei mai? La tua voce sul micro che mandi play su una musica nuova, ti accorgerai che la tua vita gira come il disco di un DJ. È un ricordo che arriva, ti parlerà di quei tempi in cui tutto era possibile. Uno specchio ti guarda perché non sa che ancora oggi solo il cielo è il limite. Chi non ha mai visto un fiore in un fiume? Chi non ha mai visto un angelo senza piume? Chi non ha mai visto il buio in un tunnel? Chi non ha mai costruito il suo bunker per nascondersi quando là fuori piove e tutto fa sembrare che non esca più il sole? Chi ha paura, chi si nutre di sospetti, che ci sia sempre qualcuno che lo infetti. Chi punta il dito, chi dà la colpa al cielo, che il gelo né il sole né il sangue né il pensiero, che ogni mattina spara, brucia vero la sua vita, perché il destino troppe volte la tradita. C'è chi cerca amore, chi c'ha fame, chi c'ha sete, chi c'ha un cuore pieno di dolore ma che non si arrende, e c'è chi vive il suo cammino con dignità e giorno dopo giorno ancora ripartirà. Come sai, come sei, chi sarei mai? La tua voce sul micro che mandi play su una musica nuova, ti accorgerai che la tua vita gira come il disco di un DJ. È un ricordo che arriva, ti parlerà di quei tempi in cui tutto era possibile. Uno specchio ti guarda perché lo sa che ancora oggi solo il cielo è il limite. Guarda là fuori è tutto diverso, nell'aria c'è di nuovo un profumo che avevi perduto per ogni treno che hai perso e che non hai scelto, e nell'anima gridava quel senso di incompiuto. Toccare il fondo solo per saltare più in alto, un passo indietro per cucire un dettaglio su un vecchio livido celato in un taglio, tra verità nascoste dentro ogni sbaglio. Ma a volte si perde, a volte si vince, a volte hai fede, a volte sparisce, a volte cerchi di trovare un motivo, una strada, e a volte solo qualcuno che sia una guida. Ma so che c'è un'alba solo dopo un tramonto, e so che siamo inchiostro vivo su un foglio bianco, e so che se ti guardi attorno non sei più solo, che l'importante non è come atterri ma il volo. Come sai, come sei, chi sarei mai? La tua voce sul micro che mandi play su una musica nuova, ti accorgerai che la tua vita gira come il disco di un DJ. È un ricordo che arriva e ti parlerà di quei tempi in cui tutto era possibile. Uno specchio ti guarda perché lo sa che ancora oggi solo il cielo è il limite. Come sai, chi sarei mai? La tua voce sul micro che mandi play su una musica nuova, ti accorgerai che la tua vita gira come il disco di un DJ. È un ricordo che arriva e ti parlerà di quei tempi in cui tutto era possibile. Uno specchio ti guarda perché lo sa che ancora oggi solo il cielo è il limite. Grazie. Ehi. Sa. Prova. C'è? Sul palco? Sì. Arriva gente sul palco. Chi arriva sul palco? Lavinia, vi scuso! Buonasera a tutti, buonasera. Lavi, facciamo un po' di rima insieme? Yes, sicuro! Vai. Buddy, you're a boy back, big noise playing in the streets, gonna be a big man someday.
sing it. We will rock you. Fateci sentire la voce. Everybody, We will rock you. Ancora, ancora, ancora. we will rock you. We will rock you. Davide Stilo. Un altro giro, un'altra corsa, un altro respiro, un'altra birra, un altro verso, un altro destino, un altro patto col microfono e non è il primo, un'altra rima con la firma Davide Stilo. La vita ti chiude una porta e un'altra poi si apre, qualcuno dice sei finito, un altro sei capace, ed uno nasce fuoco, un altro sono braccia, qualcuno dice ciò che pensa anche quando non piace. La vita. Wow, we will rock you. Wow, rock you. Ladies and gentlemen, Lavinia Viscuso. Why don't you stop talking shit about me? You know better, you're a copy, I'm a motherfucking queen. This town, you're a clown, everybody wants my crown. He ain't cannibal, nobody wants to around. You wanna try to stop me, better think it twice. I'm waiting for the time that I'll be sure realize. Remember my name, it is Lavinia A. I ain't from the US, I'm from Sardinia A. We will rock you. Hey! We will Davide Stilo. Uno stos con la band, c'è il crossover. Sopra il beat, gira il trick come un top skater. Ma sto fan mette trip questa best cover. E so che tempo 2 minuti arriveranno gli hater. Per me la musica è per tutti, ognuno fa a suo modo. È come un ragno esploso tra le stelle dentro il cielo. Ed io che dentro quella ragnatela ho fatto il nido. Se chiudo gli occhi scrivo, poi sul palco prendo il volo. We will rock you. Rock you. We will rock you. Lavi. Get ready for this ride, drives you crazy, comes apart, never been lazy. In the business they got you starving, in the windows they got you starving. Not lying, let's have to play with some food and expect you to shut your mouth. Got the mouth that if any round, I'm eating soon. I never check 'cause this is who I am. I'd rather be no one different. I'm like an animal, I am an animal, and the things I can chew on my testicles. That TV always says I'll be the one of the girls to do what I do, yeah. 'Cause I'm too good for you, yeah. Well, we will rock you. Rock you. We will rock you. Everybody, we will rock you. Rock you. We will rock you. Hey, Yuri. Sup. Wow. Grazie. Lavinia Viscuso. Davide Stilo. Grazie mille. Grande applauso per Davide Stilo. Yes. Let's go, continuiamo con uno dei pezzi storici dell'hip hop. Assolutamente. Pezzo del 78 che è un reprise di Good Times degli Chic, Rapper's Delight. Ah, yeah. Dance. Come on.
say the hip, the hop, the hip, the hip, 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 hip hop. You don't stop to rock it to the bam, bam boogie. Say hop, jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Hand me the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You say, I am the Andrew Chris, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and lay low. But first with a bam bam to boogie to the boogie. Say up jump to boogie to the bam bam boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm, our body rock. Well, so far you heard my voice, but I thought your friends alone. And next on the mic, Lavinia, sing that song. Check Come it on, out, well, yo. the CAS and the OBA and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor while the mixer for these reasons, I'll tell you why. You see, I'm 5'5" and I'm tons of fun when I'm dressed to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali when I dress so viciously. I got bodyguards, I got 2 big yachts that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Yeah, coming on, we're singing now, so we gotta do it now, come on. And next on the mic is Master G. Come on, we're waiting for the good times, good times. Yeah, we're waiting to get it right. You see I'm singing now cause we're ready for the good times. Good times. These are the good times. Leave your hands behind. These are the good times. Good times. These are the good times. Are you staying or mine? These are the good times. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on. Rock, rock, yo, get on the floor. I said the M-A-S, the T-E-R, the G with the double E. You see, I go by the unforgettable name of the man I call the Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The bass starts stomping into your toes while you're stomping your fingers and stomping your feet. Come on, everybody that dance to the beat and then down. You start doing the freak, I said damn. Right, how do you see? Therefore your hands are in the air. You're rocking to the beat and shaking every air. You're rocking to the beat, you don't care. With the 4 5 MCs for the affair. But I'm not as old as the rest of the gang. But I rock to the beat just to say, singing on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. We're singing on and on and on and on. Come on, y'all, get on the floor. I said 1, 2, 3, 4. Come on, y'all, give me what you waiting for. 1, 2, and 3, 4. Tell me what the mic, what are you waiting for? Come on. The hippity, the hippity, hop up, the dippity, hop up, the dippity, hop up, da 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 da. We're singing out again for the good times, y'all. Leave your hands behind. These are the good times. Good times. These are the good times. Are you staying or mine? These are the good times. I'm bringing out to the biggity boogie the beat down. A big ba ba ba. I'm making the boogie the beat, but the boogie the beat, yeah. Lavinia Viscuso. Grazie mille TCK, grazie, è stato davvero un grandissimo piacere essere qui stasera a divertirmi, a cantare con voi e soprattutto per una buona causa. Grazie a tutti voi. Grazie a te. Grazie. Grazie anche a Davide Sardo al basso. Mille grazie a tutti gli artisti bravissimi che si stanno esibendo oggi sul palco qui.
per noi e, voglio dire, le buone cause hanno buoni operatori. Abbiamo superato i 1500 euro. Un vi gioco. applauso! 1500 euro li abbiamo superati, signori. Oh, carissimo, io prima di lasciarti presentare... Gli sponsor li hai finiti? No, non li ho finiti. Non li ho finiti, perché io vorrei che per ogni sponsor ci fosse... Guardate come non prende neanche spazio il silenzio. Autocagliere. E non glielo fai un applauso, no, è come dire, non prende spazio, è modesto. Quello è importante. E invece Out Services SRL. Questo è importante. Oh, chi c'è adesso? Adesso sono i Kenze Limits, si stanno già accomodando? Kenze Limits. Li chiamiamo sul palco. Attenzione, autonomi, striluccichini di autonomi cioccoso. Eccoli! Eccoli, guarda, 8 nati. Che meraviglia. C'è ogni cosa, ragazzi. Affascinatissimo. Io vorrei essere gazzalato per vedervi tutto, questi fanno delle cose. Anche a me non lo fate, io mi sento escluso. Io sono un cuore fragile, mi sento escluso. Loro sono un gruppo reggae della zona di Pula che ci propongono dei brani rivisitati in sardo, li nominiamo, cioè li salutiamo. Benvenuti sul palco Jacopo Deiana alla voce, Alessio Pieti alla chitarra, Alessandro Loddo al basso, Mario Picchetti alla batteria, Riccardo Mannai alle tastiere, Mari Camelis, che succede? Sono troppo vicino. Mari Camelis al trombone e Davide Vargiu al sax. Ci propongono la rivisitazione in sardo, la rivisitazione in sardo di Bonnie e Clyde del Casino Royale e Don't Take My Coconut di Kid Creole. Ciao! Il fischio è offerto da me. Sì. Ciao a tutti innanzitutto. Grazie ancora di essere qua, grazie di GK, grazie all'Isola dei Re.
sera si chiama Sarrundò. Sarrundò è dalle nostre parti, è l'ingresso del paese dove c'è un ponte e a seconda dell'amministrazione comunale andrebbero da un parte o dall'altro del ponte. Arriva l'ottavo basso.
Che sono proprio saltare, ballare, una cosa bella. Allora, amico mio, grazie mille, devo situare. Grazie a tutti. Allora, non è finita, perché ragazzi a Cagliari, sapete come si dice a Cagliari Natale? Così. Passeggiata. E chi nasce il 25 a Cagliari, come si chiama? Gesù di Cagliari si chiama! Hanno detto che chi nasce a Cagliari il 25 si va sfigato perché si fa il compleanno e il Natale insieme. Voi siete gente penale che vuole regali, siete gente, ve lo posso dire se sorpresa, siete gente che non ha comprato un torrone, un vino che un ciocchetti che sono venuto di dietro. Che sono queste auto e vogliono lasciare il mondo meglio come hanno trovato con il Giocate Power e con meno torrone e con meno vino alle PDI e con salto su cuori di pietra, compratelo. 100 torroni al signore, 100 torroni in odontolata, presto! L'ha detto, Allora, signore Gesù di Cagliari, che meraviglia! Campioni di visualizzazione, campioni di simpatia, campioni di Cagliari, campioni di cristianità endogena, campioni del mondo. Sono Matteo Sitti, Roberta Gabbiano e Alessandro Concas, e poi ci presentate tutti i componenti della band che vi accompagnerà stasera. Però sì, ma io c'ho tipo la giugulare microfonato. Mischino, certo. Facciamo una cosa, Grazie. Tipo le interviste di colleghi di Zona Franca. Facciamo una nave mazzi, dai, un arrivabile. Sì, poi me lo rimetto a posto. Però, cosa succede? Alzamela. Presentaci anche chi vi accompagna il palco. Allora, facciamo una versione un po' soft di una... Questa cosa non funziona. Un applauso per Elio, tecnico di palco. Ragazzi, la parte artistica mi ha avuto, si è emozionato. Facciamo una versione soft di una dell'ultima nostra canzone di Natale. L'avete ascoltata? Non avete risposto tutti, ce ne andiamo, ragazzi. Oh, vieni Pietro che andiamo alle giostre, mi porto qua a cantare. Ragazzi, bene in Vincenzo, non fare lo scena. Dovevi dirmelo. Comunque facciamo una versione soft che non abbiamo mai provato, dove come viene bene. Se vi piace bene, se non vi piace bene. La posso cominciare io? Cominciare Roberto.
mi viene da cantare oggi. Castedus Christmas, parenti, bordello e felicità. Castedus Christmas, il cenone non finisce mai, poi te brenu de cose papai, poi te brenu de cose buffai, e i parenti di vita non se ne vanno mai. Yeah! Solo i maschi! Solo le femmine! Solo quelle single! Solo i nenni! Bravi! Non dico i gaggi perché siete troppi e facciamo troppo casino. Ragazzi, visto che ci siamo, io vi presento quello che però è stato l'inizio. Siccome noi siamo molto jolly, specialmente Pietro. Cosa vuol dire jolly? Il jolly nella Pinella vale 25 punti. Ci tiri. Applausi, oh! Cosa è questa storia? Comunque, tutto iniziò 3 anni fa, nel Natale di 3 anni fa, quando ci venne la malsana idea di fare una canzone di Natale. La prima canzone di Natale, che fu una cover. Questa però ve la suoniamo, come si suol dire, in pompa magna. Se la sapete e la cantate con noi, ci fa piacere, capito? Se no non vi porto i regali. Alright. Minzega, scherza scherza, è già Natale, non montoni E al regalo su de comprai, ma t'avozzo vai, qualcosa inventerò.
i soldi non ne ho, il panettone, la carne di breve e alle 10 se già a cane gacciai E la parentalla e già i boccendini quando ti sposi non mollami. I love the world, I love the children, I love to go le feste a Cagliari con le famiglie. Stanza libera prego se può fare. E il 26 morendimi tu sai di. No, ma bellini regali di tua nonna e di tua zia, burrumballa A colore cani fueni, Cane Mori giocando a tombola. Son già le 3 e tardi spesa easy. I rode the world, I rode the children. Ora tu con le feste a Cagliari con le famiglie. e il 26 morendimi tu sai. Oh, si tapunao, c'hai una mortazza. Gesù di Cagliari, gli auguri vi fa. Fai gli auguri a casa, già ci sentiamo appena fa. che cose per l'anno che verrà. The world, I rode the children, I rode con le feste a Cagliari con le famiglie. Strada libera, prego se può fare. E il 26 morendimi tu sati. I rode the world, I rode the children, I rode con le feste a Cagliari con le famiglie. Scarsa l'indregherà, prego se può fare. E il 26 morendimi tu sati. I rode the world, I rode the children, I rode con le feste a Cagliari con le famiglie. tu sei lì. Con le feste a Cagliari, con le famiglie, E il 26 morendimi, tu sai di. oh, a road children, a road con le feste a Cagliari, con le famiglie. Scarsa l'imbriaghera, prende cose buffa. Yeah! E il 26 morendimi, tu sai di. A road children, a road con le feste a Cagliari, con le famiglie, con le famiglie.
Buon Natale e buon 26, Morendi zitto, tu sa di... Francesca Locke, Ivana Magia, Alessia Melis, Roberto Azzori, Alessandro Concas, Andrea Moi, Roberta Gabbiano, Matteo Siddi e alla tastiera il maestro Greg Tedde. Tanti auguri ragazzi e bravi che siete qui. Signore, Matteo Siddi! Grazie Matteo, grazie Gesù di Cagliari. Allora, tu te ne vai, stai qui, che cosa vuoi fare? A te sto dicendo, cosa vuoi fare? Niente. Allora, Simone Cavagnino, tu che sei il vero cervello di questa serata, tu che sei, come dire, il cuore... Davvero? No, esatto. il cervello sei tu. Cosa succede? Allora, Facciamo un altro applauso per Elio Turno Arte sapete perché? Sai perché dovevo fare l'applauso? Guarda queste signore qui. Non hanno lasciato il microfono tutte le sanno! Come fanno? Tutte! C'è una preparazione tutte. dietro di mesi e mesi. Veramente, cravate qui, tipo il foie gras con i piedi inchiodati sul palco, una cosa. Perché oggi in realtà si arriva alla serata di oggi, ma dietro c'è un lavoro. C'è un lavoro di molti mesi, veramente perché tanto. in tutte le edizioni del TCK e in Friends si è lavorato almeno 6 mesi per ogni edizione. Questa edizione loro hanno fatto i miracoli perché hanno lavorato in molto meno tempo e sono riusciti a tirare su questa bellissima serata con tanti artisti, uno più bravo dell'altro. Con questo bellissimo pubblico. Con questo bellissimo pubblico che sta per comprare torrone, attenzione. Perché quando questo pubblico si vuole a comprare torroni non ci indeppo nessuno. Se fate delle foto stasera, oltre che taggare TCK, taggate anche Torrone. Esatto. Sei d'accordo? E se volete... Qualcuno vuole sposare il batterista? È già sposato, però voglio dire, gli amanti... Attenzione signori, un annuncio importante. Sono gli sponsor. E tra di noi Lady il GR di Riccardo Giuressi Chapeau. Un applauso. Grazie per quello che fate per noi. Chi c'è adesso? Adesso sale sul palco Flavio Secchi. Flavio Secchi! Flavio ha vinto l'edizione del 2016 di Musicultura, oltre che insomma aver vinto proprio nell'ultima edizione del premio De André il premio per il video più votato sul sito del quotidiano Repubblica. Quindi non sul sito del quotidiano, no? Sì, con beh. Kegani, sul sito del quotidiano La Repubblica. Ciao Flavio. Ciao, ma sono contento di aver vinto il premio per il miglior becco. Ok, poi ce la spieghi. Va bene, Questo va è bene. bergamasco. È bergamasco, una bella bestia. Allora, stasera tu ci presenti la canzone dell'amicizia, che è un Sì. brano che appartiene in realtà Al mio primo disco? Sì. Lo faccio perché è un pezzo molto caro ai TCK e i TCK sono molto cari a me. Quindi suoniamo questo pezzettino, lo dedico a tutti, a loro che sono fantastici, che fanno sempre queste iniziative. Si può levare questo da davanti che non mi piace, io lo levo. E Qualcuno poi mi aiuta? E poi Flavio, non solo la canzone dell'amicizia, ma anche Bombolaio. Bombolaio è un Che classico. cos'è? Adesso te lo posso dire così, L'abbiamo sentito senza all'inizio. annoiare nessuno. È un Bombolaio è un classico dei Gypsy Kings, che in realtà adesso è passato alla storia con un altro titolo che è molto più meno significativo, che è Bamboleo, però in realtà la prima versione, quella che vi proponiamo oggi, si intitola appunto Bombolaio e non vi anticipo troppo perché poi aspetta, iniziamo al E ad affiancarti ci sarà Roberto Azzori. mitico. Ti ho tagliato quello che volevi dire. No, non volevo dire niente, io faccio delle Volevo mosse. dire niente. Faccio Allora, delle mosse a vuoto. La canzone dell'amicizia, Flavio Secchi. Ok.
So che ce la farò, anche quando è più dura e mi viene paura, ma in fondo la notte non è così scura se so se ci proverò. Non ci sono fatiche, sciaguri o ferite che mi fermeranno, perché non sarò mai da solo. Se tu ci sarai a tenermi per mano anche quando cadiamo, che in fondo fa ridere se penso che sei proprio come me. Fai tutto da te, ma poi ti piace se ti dico che senza di te non ce la farò mai, mai. Che facce che fai ogni volta che dico che solo un amico può dirti davvero se un dono speciale ce l'hai. Vai che ce la fai, e anche quando è più dura e ti viene paura, ma in fondo la notte non è così scura se sai se ci proverai. Non ci sono fatiche, sciaguri o ferite che ti fermeranno se penserai che sei proprio come me. Fai tutto da te, ma poi ti piace se e sei proprio come me. Fai tutto da te, ma poi ti piace se ti dico che sono qui con te, che poi ce la farai. Buon Natale a tutti quanti, a parte a del TC Cup and Friend, che è bellissimo, ogni anno va in onda, ogni anno si fa, sempre per un motivo migliore. Voi fate molto bene a venire, perché supportate della gente che fa un lavoro per gli altri, e non c'è un Natale migliore di questo secondo me. Quindi vi chiedo per favore un applauso per i TCK in persona. Grazie! E adesso li vogliamo sentire i Gypsy Kings in versione originale. Non ho capito? Hombre, che viene! Andaya! Sabor! El sabor! Andaya, yo viví in Sevilla. Ho vissuto a Siviglia, dove ho conosciuto personalmente i Gypsy Kings. E tra i Gypsy Kings c'era Roberto Azzori, che oggi ci canterà Bombolaio. Un applauso! Cioè, siamo alla Live Aid. L'ho visto dal film. Pronti? Andaya, però se qualcuno non ballasse veramente ci fa una brutta figura. Grave, gravissimo. Perché il flamenco non si è mai visto una pegna, non si è mai visto un tablao dove non si balla. Quindi andaya. Anda, alza, toma che toma. Toma, Guido. È già finito il gas e sta maniera non è mia la colpa. Cavalco nella savana e torno a casa stanco. Adesso voglio mangiarmi amore. È già finito il gas e sta maniera non è mia la colpa. Stai sempre cucinando, stai sempre invitando gente, Bombolaio, a quinto piano la cucina lo porta su. Bombolaia,
c'è niente in contegno, stai consumando una fortuna con il gas, ma questo gas io lo pago già caro, non ballo il jazz, non ballo il bis, non c'ho scritto Giocondo, non è possibile, questa è la verità. Ma quale pizza io non esco in settimana, non ballo il jazz, non ballo il bis. Bombolaio, bombolaia, a quinto piano la cucina lo porta su. Bombolaio, bombolaia, e porta anche 2 di pellet, lo porta su. Ale! Non ho qui come Borselindo, chiamo il vicino. Non ho qui come il Borselindo, chiamo il vicino. Bombolaio, stop, 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 soldi non ne ho. Oh, oh, bombolaio, shock, shock, ho rotto la Pecos. Non ho qui come il Borselindo, chiamo il vicino. Non ho qui come il Borselindo, chiamo il vicino. Bombolaio, stop, 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 soldi non ne ho. Oh, oh, bombolaio, shock, shock, soldi non ne ho. Ah, bombolaia, bombolaia, la cucina al quinto piano la porta su. Bombolaio, bombolaia, le porta anche 2 di pelle, lo porta su. Bombolaia, bombolaia, al quinto piano la cucina lo porta su. Bombolaio, bombolaia, mi porta anche 2 di pelle, ti porta su. Bombolaio, bombolaia, al quinto piano la cucina lo porta su. Bombolaio, bombolaia, porta anche 2 di pelle. Li porta su. Ciao, 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 ciao. Grazie. Jimmy, stacco. Jimmy. Grazie. Jimmy, por la regia, por favor, que está con la guitarra, que se no hace rumor. E tutte le volte che accenderete il gas a casa vostra ricordatevi di queste voci e di queste suggestioni. Grazie, 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 grazie mille. Ragazzi, alla batteria per Usu Capione, cioè, sta vivendo lì questo povero uomo. Allora, mentre c'è il cambio, Simone Cavagnino, questo uomo che è venuto dal cielo alla terra, miracolo mostrare. Il grande Simone Cavagnino ci dirà che cosa sta per succedere su questo palco, perché invitiamo sul palco i Cavalli Acoustic. Pronti siamo. Loro sono Fabio Useli al basso, Daniele Rosa alla chitarra e voci, Paolo Serra chitarra e voci, Andrea Serra alla batteria, ma tu li conosci, loro sono simpaticissimi. E allora ascoltiamoli. Ci presentano Vieni a ballare in Puglia di Caparezza e Tapparella di Elio Storiatese, e questo brano, questo è importante, questo brano è stato scelto mesi fa, loro non sapevano, lo scopriamo proprio oggi, che Tapparella arriva oggi a 20 anni dalla morte di Feyez. Beh, un applauso, alla fine Sabonanima. vi invitiamo tutti a urlare Forza Panino, che era il soprannome di Feyez. Certo. Quindi
A dopo, ciao. Arrivederci chi va via. Ho visto, intanto che loro si preparano, che è stato comprato del torrone. Bravi, bravi. E del vino, così, forza panino e forza torrone. Ciao a tutti, benvenuti visto che siete arrivati 3 minuti fa solo per noi e noi non vi deluderemo. Denuderemo, ho sentito. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. E tu? Dove vai a ballare? Allora, è la prima volta che suoniamo all'FBI e siamo emozionati, quindi scaldateci con un bel oh! Viene a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ehi turista, so che tu resti in questo posto italico. Attento tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare Adriatico io, vuoi respirare lo io? Occhi nel golfo c'è puzza di zolfo che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva qua. Ti vengono qua, più rossi di me, e dopo somiglia alla pippa. Nella zona spacciano la moria più buona. C'è che ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli, tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove quei furbi che fanno le imprese, no, non badano a spese. Pensano che il protocollo di Kyoto sia un polmero tipo giapponese. Viene a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, buia, buia. Quando te chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu. Se devi ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. La la la, la 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 la. È vero, qui si fa festa, ma la gente è depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella poggia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Viene a ballare, compare nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e siete ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati maratoni, costretti a subire ricatti da uomini grandi ma come coriandoli. Tu resta coi sandali e non fare scandali se siamo ingrati e ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati. Mortificati non ti rovineremo la gita, su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu. Se devi ballare in Puglia, 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 dove ti aspetta il boia, boia, boia. Agli angoli delle strade spade più di Rea tu. Si apre la voragine, vai dritta a Belzebù. Oh Puglia, Puglia mia, tu Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via. E subito penso che potrei morire senza te, e subito penso che potrei morire anche con te. La 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 la. Grazie, grazie, grazie. Subito.
Non era per me, immagino. Abbiamo perso Capparezza, dove è andato? Tapparezza. Bene, abbiamo già detto la ricorrenza di oggi, l'abbiamo già anticipata. 20 anni dalla morte di Fayez. È una canzone che noi dedichiamo a lui. La distruggeremo sicuramente, come facciamo con ogni brano che prendiamo in mano. Però al momento giusto tirate fuori le voci, perché lo merita. Nient'altro, per piacere, che da qui vediamo tutto. Bruffolazzi, Tapparella giù e poltiglia, più ascella purificata. Ti ricordi che meraviglia la festa delle medie? Tu non vieni, Non importa, sai, ci avevo judo, ma se serve vi porto i dischi, così potrete ballare lenti. porta pure ma non entri. Ma perché siete così? Io che credevo, io che speravo, parteciperò, mi autoinviterò, dannata festa delle medie. Mi presento. Ah, ciao ragazzi, faccio un vento e gli cambio il clima, temporeggio bevendo spuma. Chiedo fonzi e mi danno avanzi, perché maraviglia, scatta il gioco della bottiglia, se avrò culo potrò baciare, Ma mi fanno le squadre prima. palpare. Ma se aspetti tra un po' finiamo. Ah, ma sì vabbè, però poi balliamo. Non ci rompere i coglioni. Sul piatto gira un c'è che c'è, danzo da solo e me ne vanto. Fantastico zimbello, io non consumerò, non deglutirò questa amarissima aranciata. Guarda, grazie Daniele, io sono contento che mi avete invitato a questa splendido TCK and Friend. Non ero mai venuto e adesso... Lo so, siamo alla 15ª edizione, guarda. Grazie. Sì, l'abbiamo visto nascere. Ma come mai mi avete invitato soltanto alla 15ª? Perché è una canzone di Capparezza e dunque ti abbiamo visto in giro e abbiamo detto ma forse è la persona giusta per noi proprio oggi. E poi c'era un posto libero, non sapevamo a chi darlo, quindi... Ma non volevamo farti sentire di troppo. No, grazie, anzi sono molto contento di questo. Grazie. C'è un problema però, perché qua io non ho visto niente da mangiare, o meglio... Guarda, io sono salito su, ho trovato buste di patatine aperte, da lì... Ah, quindi anche tu non hai mangiato niente? No, niente. Ma scusa, allora patata ce n'è? No, nemmeno. Allora, tutta finita. Mi piace. Finito. Mentre chi non è stato mai invitato ma si è presentato è il batterista qua dietro. Io non l'ho chiamato, tu l'hai chiamato? Io non lo conosco. Eppure Mai si visto. è laureato in batteria la settimana scorsa, Andrea Serra, signore. Un applauso anche ad Andrea Serra, grazie. Invitato no, niente nome no, sul bicchiere no, niente nome no, ballo lento no, ballo forte no, la bottiglia no, gioco scopa no, amicizia no, cortesia no.
Forza Panino, 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 Forza Panino. Adesso vogliamo sentire solo voi! Forza Panino! Forza Panino! Indegnamente per te, Feyez! Facciamoci sentire al gezzino! Gezzino! Fino al gezzino! Forza Panino! Facciamoci sentire alle vele! Forza Panino! Ma facciamoci sentire anche in Thailandia! Dove qualcuno andrà a fare una vacanza studio, partirà domani. Ma se avete dei progetti da fare c'è Gigi Marchi per voi, direttamente dalla Thailandia! Grazie ai cavalli. Cavalli Acoustic Quartet. Grazie mille. 1, 2, Grazie a tutti, 3, grazie quartet. TCK! Grazie a TCK che ci hanno invitato. E le Grazie. coriste che sembravamo veri. Forza Vanino Vecchio. Allora. Stanche siete? No, siete stanchi. Pochino. Fate fatto niente. tutta Allora, la sera. rimanete ora. Rimanete, dai, visto che ci siete, sì, dai, rimanete, ok, ok. rimanete. Allora, Cosa ce n'è ancora poco a poco. c'è poco. Ce n'è ancora poco, ma è un molto. Perché cosa stiamo per sentire questo poco, molto? Ossimorico? Allora, adesso iniziamo a chiamare la compagnia Elliot, la facciamo accomodare sul palco, un applauso. Con un applauso! Nel mentre Elio Eh. c'ha ancora poco di cosa da dirvi. Io ho cosa da Sì, dire. cosa ci manca? No, Abbiamo detti tutti i nostri guarda, amici. mentre loro si sistemano, io faccio faccio come si fa sempre alla fine. Tutta l'infilata degli sponsor che non se ne Li caga mai nessuno. rifacciamo. E poi vi dico chi sono tutti le cantanti e musicisti che accompagnano la compagnia Elio. Allora, io non voglio dire questo in inglese, non lo voglio dire. Come si chiama? Il main sponsor. Non lo vedo. A Engineering. E che inizia a renascere a donare. Gli altri sono McDonald's, Fini, Costolai, Consul Impresa, la tua macelleria Shop and Grill, MB Autoricambi, Centro Educativo La Lampada di Aladino, Movement Beer di Marco Figo, Andiseu, Omar Parrucchiere. Movement Beer, poi tapona. Omar Parrucchiere, Torrone Prunedo è quello che dovete comprare. Metropolitan Studios, Logopedia, Girasole, Dottoressa Corria Squarto, Sant'Elena, Auto Cagliari, Altex Services, SRL, Edil, GR di Riccardo Giuressi, Chapelle, ve li ho distribuiti in tutta la serata, però vorrei, vieni qui poco. La promozione di questa serata, mica l'abbiamo fatta da soli.
ci hanno aiutato, gente brava. Gente pluripremiata ci ha aiutato. Gente che ne sa, chi ci ha aiutato a fare la promozione di questa serata? I sponsor. No, i sponsor, ma anche chi si occupa professionalmente di promozione. Sì. E chi? Non me lo ricordo. Te lo dico io dopo quando chiudiamo, va, perché non c'ho il foglio. Non c'ho il foglio, te lo dico io dopo. Chi si è occupato? Diglielo tu che ce l'hai il foglio. Alle voci soliste! Ma vai, perché sei da Napoli. Alessia Melis, Roberta Iba, Emma Gemma, alle chitarre Andrea Pani e Andrea Morrone, al basso Fabio Useli, batteria Massimiliano De Frai, al piano Riccardo Manai e tastiere Simone Belfiore, al coro compagnia teatrale Elliot, e ci propongono Disco Music di Elio e le Storie Tese, quindi continuiamo con Elio e le Storie Tese. Poi c'è Nicest Kids in Town che viene dal musical Ice Spray che tanti di voi avranno visto. E poi Joy to the World. Vabbè, tanto ormai l'ho detto, quindi uno che si corregge fa notare che ha sbagliato. Quindi non mi correggo. Ciao. Lui non sbaglia. Signori, buon divertimento! Un applauso anche per Simone Elio, mi raccomando ragazzi, non dimentichiamoceli. Balliamo ragazzi! Disco music, tu mi piaci così tanto perché fai ballare tutti quanti e dalle volte fai ballare anche me. Coi pantaloni scampanati danzerò balletti degni del migliore John Travolta. Disco music, tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto Please don't let me be misunderstood mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud. E mi precipito giù in pista perché sta per cominciare la disco music, quella degli anni 70, con tipico ritmo incalzante di casa rullante e Charleston. E tu che mi vedi seduto in dispare, sa che mi sto aspettando la dance, la dance, la dance, e vedi che il DJ la mette. Disco music, col volume e l'autoradio mi distruggi. Sulla macchina un impianto che è costato dei milioni e me ne vanto. Io non capisco tutto questo rock and roll, io non capisco l'acidore mi fa sol. Io non capisco, non capisco, non capisco, allora ballo la disco music. E viva la disco music, col tipico ritmo incazzante di classe rullante e Charleston. Ma tu, se mi vedi sei dici ti spari, sai che sto danzando la dance, la dance, la dance, io sto capendo la dance. Disco, disco, dance. Mi sento
felice. Una sensazione illusoria che poi col tempo svanisce. Che storia. Che storia, che storia, che storia, che storia, che storia, ma 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 che storia. Quanti siete? Solisti qua? Non c'è, ci sono. Non fatevi spaventare da questi momenti, il palco si sta popolando. Viene fatto un pezzo di un musical, adesso viene eseguito questo pezzo dal titolo Air Spray. E questo era Simone Cavagnino, signori, loro si sistemano, guadagnano. Siamo tipo già la pass band. Siamo anche tipo Giochi senza frontiere 3, 2, 1, prrr. Mentre si sistemano i nostri artisti sul palco per questo tentativo. Sono fasi preliminari, come si sa sono importanti sempre. In mezzo al fumo, in mezzo a questo geyser che viene dal nulla, si sistemano i nostri chitarristi, si mettono d'accordo. C'è una furibonda lite su un fa diesis minore, ma verrà presto risolta con un arbitrato internazionale. Ecco intanto che arriva uno sconosciuto, si sistema sul palco. Il palco pullula di acari in questo momento. Dei gesti, si fanno dei gesti sia apotropaici che non. Sono quelli non a preoccupare lo sconosciuto arrivato poco fa. Chiedo a Andrew che cosa sta succedendo. Il quarto uomo. Si stanno mettendo d'accordo sul musical probabilmente. C'è una barba con i campanellini, vediamo. Facciamo notare la barba campanata. Se questo signore si dovesse perdere di notte, il din 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 riconduce il maremmano al ritrovamento del signore con i campanellini. Fantastico, non sta dicendo. Un amico mi dice che non sta dicendo niente. A chi lo dice, amico mio? Io sono dalle 9 che non dico niente. Ci siamo, qualcosa sta succedendo. Questo era un re minore, credo. Essa. Allora, questi signori che vedete sul palco non stanno aspettando il pullman, non attendono l'Arst per tornare a Gonnesa, ma in qualche modo si preparano, così capelluti e taluno cornuto, con rispetto parlando, a eseguire il brano. Attenzione! Ciao Ricky. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King.
down. See, yeah. Oh, yeah. Talk to the world. The Lord, He is come. Let Him be heard. Let every heart prepare this room and ever and ever and nature joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs in the white fields and blood, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. To the world. He rules the world with truth and grace. And make the nation rule. Yeah. Let the His Nicest. Nicest. Yes. Alla fine hanno detto. Sì? Ricky. Great. Venghi. Buonasera signore e signori, se avete voglia di una vera bomba atomica di balli scatenati, musica e canzoni, state con noi perché sta per cominciare il fantastico, esplosivo e dirompente Corny Collins Show! Oh, every afternoon when the clock strikes 4, oh, crazy bunch of kids crash through the door, yeah! No trouble, they don't leave the squares behind. They're just shaking like a losing their mind. You'll never see them frown, cause it's the nicest kids in town. Oh, every afternoon you turn the TV on. And don't be no the channel sign when your parents are gone.
Mr. Connie Collins with the lady, with the Baltimore sound. So every afternoon, drop everything. Woo! The reason why you can dance and sing. Yo, that you must know. Forget about your algebra calculus. You can always do your food and the money, but you're not a fan from now in the 1950s out. Rascal! So you very nice to say you need to lie in bed. Ain't no place to try to fall into your head. Who gets the boundary when you get to this school? And never get the color but the shoe look good. That's the company down when you're the nicest getting down. The nicest, nicest. The nicest, nicest. The nicest, nicest getting. Getting down. Woo! Adesso Allora, signori, pronto? Per quelli che ci hanno fatto l'onore di stare con noi fino adesso, intanto grazie a quelli che sono qui in maniera speciale, grazie anche a quelli che, vista l'ora, sono andati via. Grazie davvero a tutti. Io non so se siamo riusciti a fare i nomi di tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa serata, però troverete i nomi sicuramente su nei internet. ringraziamenti sì, su Facebook li faremo sicuramente. Troverete i nomi di tutti, quindi intanto mille grazie. Per salutarci, ci facciamo dire da Andrew che cosa succede Allora, adesso. intanto ora la serata è finita, quindi noi diciamo ufficialmente vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati qui con Lo noi. diciamo prima, vieni Simone. E di aver donato un po' del vostro tempo, un po' del vostro denaro per la causa che conoscete benissimo. È un po' della vostra allegria. È un po' della vostra allegria, certo, un po' di voi, diciamo. Ecco, adesso che cosa succede su questo palco per quanto piccino? Adesso, per quanto piccino, avete visto che la Elliot eravamo in tanti, eravamo più di 15-20. Cercheremo di fare un po' la stessa cosa con l'ultima dedica finale di questa serata. Ci presenti tutti i musicisti che... Volendo sì, chi sale lo presento Ok, mentre sale. Mi, Marrano, ti ha giocato il Marrano? Ho giocato il Marrano. E cosa eseguirete? Eseguiremo Happy Christmas, War is Over. Ok, allora grazie. Tutti i musicisti Grazie. che vogliono Un cantarla con applauso noi per- possono salire. Un applauso per Elio Turno, Arte Malle. E per Simone Cavagnino e per tutti quanti voi che avete partecipato. Grazie. Tanti auguri. Ragazzi, chi sale? Dai Friends, su, tutti. Eccolo. Tutti i Friends. Robby, vieni qua. Andiamo. Ehi. Adesso saliamo tutti, ci avete voluti? È solo che non sappiamo che cosa dobbiamo fare. So this is Christian. Esatto. Tutti i musicisti sul palco, non c'è più il pubblico sotto. Happy Christmas.
And so this is Christmas. What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. And here are the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. We can fall strong, rich and the poor. The road is so long, and so this is Christmas. I can fall in the red one. Stop all the time. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. This is Christmas. What we have done. Another year over. New one just begun. So happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear. The old and the young. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Without any worries over if you want it. Worries over now. Qualcuno dovrebbe chiuderla però, Grazie, buon Natale a tutti. TGK and Friends 2018. State con noi. E buon anno! Luca, sorridi. Non sorride. Grazie a TGK! Grazie a tutti. Un grazie particolare a Luca e Jimmy, un applauso che hanno fatto tutta la serata durando i suoni per voi e per noi.